Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. È crollato a Catania il soffitto di uno degli uffici della segreteria del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. La scoperta è stata fatta questa mattina all'apertura del Palazzo di Giustizia. Il crollo è avvenuto dopo la chiusura, quando nell'ufficio non vi era più nessuno. A tal proposito è arrivata la denuncia da parte dei sindacati che fa riferimento alla scarsa protezione dell'incolumità dei lavoratori del luogo. La Guardia di Finanza di Catania ha sottoposto a sequestro numerosi articoli contraffatti e recanti falso Made in Italy nei confronti di una ditta individuale cinese con sede a Mister Bianco che fungeva da fornitore a venditori al dettaglio operanti nella provincia etnea. Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro 5.000 articoli contraffatti di note griffe e 13.000 articoli aventi falsa attestazione del Made in Italy. All'alba della giornata di oggi i carabinieri di Messina hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti di 7 persone sul cui conto il giudice ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione finanziata al traffico di sostanze stupefacenti. Partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2022-23. Anche quest'anno le vaccinazioni saranno praticate negli studi dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta aderenti e nei centri di vaccinazione dell'ASP di Catania. Confermata anche quest'anno la possibilità della cosomministrazione del vaccino antinfluenzale con quello anti-Covid-19. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.